Neri, nell'autofficina, mi ricordo, di motorini o biciclette. Mi sembra che lui fosse interessato a questa attività e morì là. Questo fu ammazzato dalla nostra organizzazione, ma non so chi è stato a farlo. Sa se vi fossero rapporti fra il Rapisarda Giovanni e il Montalto? Sì, erano amici. Una volta furono arrestati lui, Montalto, Pinuccio Di Leo e Rapisarda nell'87. Furono arrestati per portatarmi abusivo tutti e tre, e poi non mi ricordo chi uscì, uno arrestò, due uscirono in appello, mi sembra. Conosce Rapisarda Salvatore? No, non mi ricordo. Rigano Filippo. Sì, Rigano Filippo è il fratello di Angelo Rigano. Rigano Filippo era l'autista personale di Nuccio Gacitano, lo incontrava tutti i martedì giù o fuori dove noi facevamo le riunioni e lui aspettava Nuccio. Di attività delittuose? No, non ne so. Quindi faceva parte di quale gruppo? A Cireale. Romeo Francesco. Romeo Francesco dovrebbe essere questo dal villaggio Dusmet, se non mi ricordo male. Conosce altre persone che hanno questo cognome? Romeo Francesco. Romeo conosco il messinese, il cognato di Santa Paola, e dovrebbe essere anche questo. Ecco, Romeo Giovanni di Gravina, questi sono i Romeo che conosco. quello di Messina. Sì, quello di Messina è il cognato di Santa Paola e lo conosco bene. Quando l'ha conosciuto, quali sono state le occasioni? Già lo conoscevo tramite mio cognato Carmelo, perché anche lui era appassionato di cavalli, spesse volte lui scendeva a Catania, ci veniva a trovare nella scuderia, e noi qualche volta siamo stati nella sua scuderia a Messina, e andavamo a trovarlo, lui gestiva un chiosco di bevande, caffè davanti all'ospedale a Messina. E poi l'ultima volta fu un incontro che io feci con lui a Messina per portarlo dal Barbera del caffè per presentarglielo in quanto lui ritirava le stipendi. E su questa vicenda vuole un po' riepilogare qual è stato il contatto? Com'è che... È successo che... devo raccontare la storia come è nata questa del caffè? Sì. È successo che questo del caffè Barbera aveva dei problemi nel catanese in quanto le facevano sempre delle rapine ai camion. Questo conosceva un certo Razio detto Pazzo che era molto vicino alla società Calcio Catania. Questo Razio non mi conosceva bene e si rivolse a me per dirmi, sai, c'è questo che c'era questo problema, e io gli dissi, vabbè, fammici incontrare e vediamo il problema qual è. Questo mi ci presentò, mi spiegò che lui era disposto a pagare, basta che non venivano più fatte rapine ai suoi camion, e così io ne parlai assieme a Aldo Colano e Campanella e fissai un appuntamento per rincontrarci tutte e quattro, e così fu nel caffè il caffè che aveva Carletta Campanella, che in questo momento non mi sovviene il nome.
Ci siamo incontrati in questo bar, abbiamo discusso, abbiamo stabilito anche il prezzo, circa, non mi ricordo, 2,5-3 milioni al mese. L'Ardecolano disse, va bene, glielo passiamo ai miei cugini a Messina, se lo gestiscono loro. Così io assieme a mio cognato Cancagnolo siamo stati a Messina, presi Ciccio Romeo, l'abbiamo portato da questo qua, l'abbiamo presentato e così finì la cosa. L'ultima volta che ho visto il Romeo fu quello. Lei sa se il Romeo fosse inserito o meno nell'organizzazione? Sì, meglio di questo, già facendo questo il Romeo automaticamente deve essere, fa parte dell'organizzazione, se no non può essere presentato in un stabilimento per ritirare lo stipendio. Non ci può andare uno che lavora regolarmente. Lei conosce altri episodi oltre questo? No, altri non me ne ricordo. Lei dice è inserito nell'organizzazione, Sì, ma sì. è inserito nell'organizzazione a Fa parte Catania? della nostra organizzazione, ma lui è attivo a Messina però. E questa attività la esercita da solo oppure? No, lui ha dei nipoti che 2 sono stati arrestati per omicidio tanto tempo fa e altri ragazzi avevano a Messina vicino, che non me li ricordo. Lei sa qual è la situazione, diciamo, dal punto di vista delle organizzazioni criminali a Messina? No, precisa non la so. So che c'era Gino Sparacio che attivava e che spesse volte scendeva da Rampanella, diciamo che questo era un simpatizzante nostro, e con Romeo credo che andavano d'accordo. Poi noi avevamo un certo Marchese, Il nome? Mario Marchese, che era sempre dalla nostra parte. Questo il Marchese l'ho conosciuto personalmente, che ci andavo io spesse volte a Messina, e questo è quello che so su Messina. Lei sa se le risulta se il Malpassotu ha fatto reati a Messina? Guardi, molti anni fa a Messina, siamo passato, dovevamo fare una rapina a una grossa oreficeria all'ingrosso del Fratelli Fiorentino. Il Malpassotu fu uno di quelli che ci organizzò, ci preparò il lavoro, però fu molti anni fa questa cosa. E allora noi abbiamo, diciamo, il nostro lavoro era distruggere tutte le cabine dei telefoni, quelli che, diciamo, levavamo proprio la linea dei telefoni, man mano ogni tanto si saliva, se ne incendiava una, non mi ricordo, o con la bomba, non mi sto ricordando ora, per poi al momento del lavoro distruggere quella giusta e quindi non fa capire che in pratica si iniziava a distruggere queste cabine di telefono, per quando non fa capire la stessa giornata che noi dovevamo distruggere quella giusta per disattivare i telefoni della zona, e non fa capire che era stata distrutta per motivi specifici sulla rapina. Ecco, ma poi questa rapina fu portata avanti? No, non fu fatta, non mi sto ricordando il motivo, ma io ero uno di quelli che doveva indossare una divisa della finanza e andare su a compiere questa rapina. E per fare questa rapina avevate degli appoggi? Sì, non mi ricordo però se era Romeo o qualcun altro, ma che è stato molto tempo fa, e c'era mio cognato Cancagnolo che gestiva questa cosa assieme a Malpassotu. E in quell'occasione il Malpassotu partecipò materialmente? Doveva Lui, se non mi ricordo male, qualche volta è venuto anche lui a Messina. Io andai a provarmi una divisa fatta da Sarto che aveva di fiducia il Malpassotu, e andai più spesse volte a farmi prendere queste misure di questa divisa. Questo Sarto si trovava nella zona tra San Giovanni e Calermo, quella era la zona. E andai là spesse volte a farmi questa divisa, fin quando il Sarto mi ha fatto questa divisa su misura, perché doveva essere fatta su misura, perché a volte una divisa più piccola o più grande può dare, diciamo.
Romeo Riccardo. No, non lo conosco. Un altro Romeo che conosco era un ragazzo che gestiva assieme a Miceli le attività, diciamo, dei pasti, queste cose. Questo ragazzo era un figlio del professore, mi sembra Romeo, di Messina, stava con Miceli, attivava con Miceli e si era avvicinato, diciamo, a noi riguardando queste attività della Cannest, eccetera. Salemi Salvatore. Salemi Salvatore era un ragazzo di piazza della Guardia, sembra che si chiama di Picanello e Fioraio, di questa piazza. Questo ragazzo era uno addetto a rubare le macchine, assieme a Di Re, al Salvatore Parrucchieri e altri ragazzi. Questi si erano fatti negli ultimi tempi una specie di ufficio proprio addetto alle macchine rubate. Uno andava nel suo ufficio e se interessava una macchina bastava ordinarla e questi andavano a farlo. Lei sa se erano inseriti, se il Salemi Sì, era questi erano vicini alla nostra organizzazione, in particolare li aveva molto vicino sia Avola che il gruppo di Campanella. Lei ha parlato di un tale soprannominato un parrucchiere, sa quale fosse il suo cognome? Il cognome in questo momento non mi sovviene, ma lo so, ma non mi sto ricordando il cognome. Comunque il parrucchiere è un soprannome, ma lui gestiva un autosalone in via Caduti del Lavoro. Lei ricorda in particolare qualche episodio in cui proprio questo soggetto, il parrucchiere, si adoperò per fare recuperare qualche autovettura? Sì, una volta venne da me, sembra che si chiamava Conte, uno della gestione Caccio Catania. Questo gli avevano rubato una BMW e venne da me disperato che questa macchina per lui era importante. Io andai dal parrucchiere e lui subito mi fece trovare questa macchina. Lei ricorda in quell'occasione il furto da chi era stato commesso? Era stato fatto da loro, più di preciso non me lo ricordo, comunque questo era tutto un gruppo, diciamo, che faceva queste macchine. Quando parla di loro, di chi parla? Tra Salemi, Di Re, parrucchiere, questi erano i soliti, che tutti una cosa, sembrati. La vostra organizzazione riusciva ad avere informazioni su servizi di intercettazioni telefoniche? Sì. In particolare uno di questi lo aveva Piero Pugliese. E cioè? Era uno, se non mi ricordo male, di Grevina, che settimanalmente portava dei numeri a Piero, fra di quale Piero con questi numeri, questo diceva a Piero, questi sono i numeri messi sotto controllo tipo oggi, e lui la stessa giornata li portava a Piero e Piero poi man mano che ci incontrava diceva questo numero è tuo, questo è tuo, fra di qua una volta c'era il mio, e quindi... vuole un po' ricordare l'episodio che riguardava il suo numero telefonico e sì, questa notizia che lei ha avuto? Sì, lui mi portò il mio numero dicendomi che era sotto controllo. L'utenza a chi era intestata? Non mi ricordo se era intestata a me o alla mia ex moglie, non lo ricordo chi era intestata. E lei ha detto che si trattava di un soggetto che abitava... Sì, so che veniva da Grevina questo quando andava da Piero, detto da Piero. Detto? Da Piero, ho sentito dire da Piero che era proprio di Grevina questo. Silenzio. E fu
fu detto altro su questo personaggio? Innanzitutto si trattava di un esterno oppure di un dipendente della SIP? No, uno che faceva parte della SIP, però non conosco e non so neanche come si chiama. E lei ha avuto poi in qualche modo un riscontro sul fatto che effettivamente il suo telefono era stato messo Non lo sotto so, non è controllo? che sono andato a chiedere, non lo so, lui mi portò questo numero e lui cercava i proprietari di questi numeri, fra di quali c'era il mio nel mezzo. E quindi come riscontro già bastava che quello portava il mio numero, quindi... E lei sa come questa persona comunque riuscisse ad avere le informazioni sui Mi numeri? sembra che era uno che aveva detto per mettersi i telefoni sotto controllo, una cosa del genere. Lei conosce un personaggio soprannominato Celentano? Celentano era uno molto vicino a Turi Basetta. Lei lo ha conosciuto personalmente? Sì. In quale occasione? Quando io andavo da Basetta, Celentano era sempre presente, uno abbastanza che faceva ridere, Faceva? uno che ci faceva ridere, faceva battutine eccetera, lui aveva una casetta con un po' di giardino là, e faceva Dove ce l'aveva questa casetta? in questo paesino dove c'era Turi Basetta, dove lui ci allevava galline, cose, e in più le dava una mano a Basetta come nascondere droga e queste cose. Lei sa quale fosse il suo vero nome e cognome? No, me lo ricordo. Ce lo vuole descrivere comunque fisicamente? Ma fisicamente tipo un Celentano, fisicamente. Cioè, Scuro di carnagione, alto, fisicamente tipo Celentano, questo era, forse era un po' più pieno, diciamo, ma fisicamente eravamo là, questo era Celentano. sa che attività lavorativa svolgeva? Guarda, io mi ricordo che lui si camuffava tipo che facesse anche là sulla zona del Ferro Vecchio, raccoglieva lamiere, queste cose, ma diciamo che il Basetta lo usava lui anche per nascondere droga e queste cose. E questa è l'unica occasione in cui ha visto... Là lo incontravo, tutte le volte che andavo là incontravo sempre Celentano. Ha avuto modo di rivederlo fuori dalla Lombardia? No, non me lo ricordo, altre volte. Fuori di là non mi ricordo di averlo incontrato. Sansone Francesco, Sì, Sansone Francesco fa parte del gruppo di Campanella. da quanto tempo fa parte, per quello che risulta a lei? Ma abbastanza di anni, prima era della Pippo Ricciardello, già lui faceva parte di quel gruppo. Di quale tipo di attività illecite si A occupava? Sansone vendeva droga, gestiva il gioco d'azzardo e faceva usura. Dove gestiva il gioco Gioco a d'azzardo? Picanello, in particolare lui gestiva la zecchinetta. Dove? In quale casa? Allora era una casa quasi vicino al bar, di solito che dico io ad angolo, che fa, sembra che sia nel Mocampo, che sia ad angolo quasi con la casa della mamma di Carletto da me. E questa bottega è 2 o 3 porte prima di questo bar, salendo dalla via Duca degli Abruzzi. Attaccato c'è una cabina telefonica, là dentro facevano il gioco d'azzardo della zecchinetta. E quindi oltre il gioco d'azzardo cosa faceva? Lui faceva usura e vendeva anche droga. La droga chi gliela forniva? La droga, guardi, personalmente io con lui non ho mai avuto rapporto di droga, però si sapeva che Sansone vendeva droga. Riguardando l'usura, tutti e due una volta siamo cascati nello stesso cliente, uno che poi scappò, che ci doveva dare una cifra sia a me che a lui, e che questo vendeva tutti articoli per i marocchini, fazzolettini, radioline, tutte queste cose nella zona alle spalle del Corso Sicilia. Come si chiama? Non mi ricordo come si chiama. Questo Sansone lo incontrava spesso là, per appunto anche lui per il recupero di questi soldi, fin quando un altro che doveva avere soldi di questo era Pinuccio Di Leo,
E lo stesso questo Non ho capito, Pinuccio Di Leo cosa c'entra? doveva avere anche lui i soldi di questa stessa persona, sempre data all'usura, e questo qua non ce l'ha fatta più, scoppiò, chiuso il locale e se ne è scappato. E diceva per quanto riguarda invece la droga si sentiva in giro. Sì, che lui vendeva Ma ormai in giro dove? sempre nel Picanello. Santa Paola Angelo. Sì, Angelo Santa Paola faceva parte del gruppo di debulling del rifornimento con Affio Fighiera, il cugino Salvatore, il fratello Francesco, Giovanni Tropea, Santo Battaglia, questi erano tutti là. Santa Paola l'ho conosciuto nell'87 in Piazza Lanza, abbiamo fatto parte di carcerazione nello stesso carcere, poi lo incontrai fuori e lui veniva da Piero a comprare della droga, il Piero si lamentava in quanto questo non pagava, ritardava sempre a pagare. Mi scusi, in quale gruppo era inserito? Il gruppo di Affio Fighiera. L'aveva già detto, sì. E di che cosa si occupava in particolare oltre quello che ha già detto? Credo che faceva di tutto, ma in particolare l'unica cosa che io mi ricordo di lui è questa, che il Piero si lamentava in quanto lui andava a Mascalucia a comprarsi la droga da Piero e questo si ritardava i pagamenti. E questo ritardava i I pagamenti? pagamenti era un po' duro a pagare. Si lamentava solo di questo, di altre cose Piero Puglisi? No, in particolare su una fornitura di droga, non so quanta, ma si lamentava il Piero Puglisi. E questo episodio della fornitura di droga o delle forniture di droga a che periodo? Credo che sia stato nel 90-91, forse nel 91. Di singoli episodi? No, non me ne ricordo. Lei ieri o l'altro ieri ha fatto riferimento a Giuseppe Ipocoana che sostanzialmente venne a Catania perché era preoccupato per una certa situazione che si era venuta a creare dove egli si trovava in precedenza. Sì, allora il fatto successe questo, che l'Ipocoana scese a Catania in quanto a Siracusa si era anche un po' preoccupato e addirittura spaventato, in quanto a Siracusa si ammazzava facilmente e per niente anche persone diciamo di poco conto che proprio si poteva evitare. E in particolare lui scese a Catania dopo fatto un omicidio un ragazzino di Siracusa, però mi sembra che era una famiglia catanese, in quanto interessava in particolare la morte di questo ragazzo Angelo Santa Paola. Interessava lui perché la madre di questo ragazzino le fece arrestare per una rapina e non mi ricordo se sia stato nel catanese o addirittura fuori. E quindi lui chiedeva questa morte di questo ragazzo. Chi è che chiedeva la morte di questo ragazzo? Il Santa Paola Angelo per vendetta sulla madre. E questa cosa la fece l'Ipocoana assieme a Gaetano Vasquez. Presidente, le chiedo scusa, c'è opposizione sul punto a che continui sull'argomento. C'è altro procedimento a Siracusa si sta svolgendo? Sì, io faccio notare. Si rigetta l'opposizione, può proseguire. Faccio notare che fa oggetto di un verbale che proprio riguardava altro procedimento ed è stato introdotto nel fascicolo del dibattimento, quindi delle due l'una, o è un verbale di altro procedimento oppure non è un verbale di altro procedimento. Se è un verbale di altro procedimento di cui si è chiesta l'acquisizione, credo che debba essere esplorato per tutti i fatti per cui è stata chiesta l'introduzione. Quindi Comunque non ho altre, concluda soltanto questo.
Questo ragazzo fu ammazzato da questi qua con l'incanno di vendergli della droga, se lo sono portati in una casa in campagna abbandonata e l'hanno ammazzato. Chi avrebbe dovuto vendergli la droga? Il Pattarino, il Vasquez e i Poquana. Santa Paola Benedetto, Sì. lei credo che già abbia risposto nel corso dell'esame a diverse domande, comunque dovendo fare un riferimento specifico a questo imputato. Lei quando l'ha conosciuto? Io l'ho conosciuto nell'84. E lei ricorda i luoghi di latitanza di Santa Paola, se è andato a trovarlo e dove è andato a trovarlo? Dove sono stato io a trovare lui sono stati Via Grande, San Giovanni la Punta, zona di Taormina e Mascalucia. Questi sono stati i posti che io andavo a trovare lui. Zona di Taormina cosa intende? Era un paesino che non mi ricordo come si chiamava, per andare come zona nel Gola dell'Alcantara, come si chiama questo posto, è in questo un piccolo paesino, diciamo che. E lei quante volte è andato a trovarlo e con chi andava Là a ci trovarlo? andai una volta con Piero, poi arrestarono Piero e continuai ad andarci da solo, e poi anche con Enzo Santa Paola. Enzo Santa Paola e chi? Il figlio di Salvatore Santa Paola. Ricorda più o meno il periodo? Periodo credo che sia stato 85-86. Poi ha parlato di Mascalucia. Mascalucia dove è andato lei? Mascalucia andavo nella casa di Grasso, questa casa la procurò Piero Puglisi. La? Procurò Piero Puglisi. Il Grasso era amico di Piero Puglisi. Mi ricordo che il Puglisi cercava case per mettere lui e trovò questa. Di altri posti in cui lei è andato a trovare il Santa Paola? San Giovanni la Punta, nella casa di Zappalà, Falegnane. Mi scusi, lei ha parlato anche di Via Grande, sono due posti? Sì, Via Grande l'ho conosciuto, Via Grande, e sono stato fatto uomo d'onore in quella stessa casa. Lì ci andavo anche da allora spesse volte, sempre assieme a Piero, qualche volta da solo, e poi diciamo lui si spostò di là e andò a Taormina. Lei nei giorni scorsi ha parlato a proposito di uno dei fratelli Aiello, ha detto che metteva a disposizione l'alloggio per il Santa Paola. Sa indicare dove? Enzo, io parlavo per Enzo Aiello. Io ho detto uno dei fratelli Aiello, appunto non ricordavo di quale. Sì, Enzo Aiello. Ecco, lei ricorda dove fosse questa casa? Lei c'è mai stato? No, oppure... no, non ci sono mai stato. Enzo Aiello veniva nella scuderia a parlare con Piero e portava delle ambasciate a Piero che Nitto Santa Paola mandava a dire qualcosa a Piero. Lei ha mai ricevuto direttamente dal Santa Paola disposizioni in ordine a fatti specifici? No, personalmente no. E tutte le volte, tutte le occasioni in cui lei si è recato dal Santa Paola durante la latitanza, di che cosa avete parlato? Erano visite di cortesia o... Parte sì, parte perché il Piero doveva parlare con lui, ma non mi ricordo le cose specifiche che loro devono parlare. Il Piero magari era quello che le portava l'acqua o parte a volte anche il vitto, mangiare. Piero lo curava anche su questo aspetto, gli faceva anche la spesa quando lui era a Mascalucia.
Per quanto riguarda i figli di Santa Paola, lei li conosce? Sì, conosco sia Francesco che a Enzo, li conosco tutti e due. Quando li ha conosciuti? Li ho conosciuti mentre io andavo da lui a trovarlo, questi ragazzi li vedevo da lui ogni tanto. E dove in particolare In li ha particolare in quella casa di Taormina incontravo spesso questi ragazzi. Lei sa chi dei due è il più grande? Il più grande è Enzo e Francesco è il piccolo. Ecco, è in grado di dire se sono Allora, inseriti nell'organizzazione? Enzo sì, nel 92 Enzo fu fatto uomo d'onore, viceversa Francesco no. Enzo, come fa a sapere che Enzo Faccio nel saperlo 92 è stato perché- fatto uomo d'onore? Allora, fu fatto una cosa privata. Piero mi disse questa cosa che Enzo era stato fatto uomo d'onore e che non tanto si doveva sapere in giro, non tutti dovevano saperlo. In particolare ho visto anche il cambiamento di questo ragazzo che addirittura veniva a Mascalucia, si appartava con Piero, parlavano tutti e due da soli. Insomma, ho visto anche un cambiamento su questo ragazzo. C'è il cambiamento? Che insomma un uomo d'onore capisce se un altro può essere un uomo d'onore, lo capisce. Stia zitto. Per quanto riguarda l'altro figlio, lei ha detto A no, me non mi risulta che facesse parte dell'organizzazione. cioè non ha avuto mai alcuna indicazione sul fatto che No, fosse... no, assolutamente. E per quanto riguarda viceversa Enzo, lei sa questa cerimonia, se è stato fatto uomo d'onore? Sì, so che è stata fatta una cosa privata e che non tutti dovevano sapere. E a lei gliel'ha detto Piero Puglisi? Sì, Piero Puglisi. E non le ha detto altro di particolare? No, no. Ma anche quando fui fatto uomo d'onore io non si doveva sapere in giro, non so il motivo allora, non mi ricordo, ma non tutti dovevano sapere subito che io ero stato fatto uomo d'onore. In particolare Sabuccio Marchese non doveva saperlo. E oltre a questi due episodi, cioè suo e di Enzo Santapaola, altri episodi di uomini d'onore che in qualche modo furono tenuti in modo riservato, ne ricorda altri esempi? In modo riservato, guardi, In modo riservato per quello che ha detto lei, gli voglio ultimi uomini dire. d'onore che sono stati fatti uomo d'onore sono stati Franco Spascio, poi è stato fatto anche Mattidina, Pippo Mangion. Questi sono gli ultimi fatti tra il 92, proprio fine 91, 92, inizio 92. E Enzo Santapaola sarebbe stato fatto uomo d'onore nel 92 in quale periodo? Credo, mi ricordo gli inizi del 92. Quindi rispetto alla data del suo arresto, quanto tempo prima? Credo 8 mesi prima. E lei quanto tempo prima del suo arresto ha avuto notizia? Ma io lo seppi incontrando Enzo, venne a Mascalucia, Enzo chi? Enzo Santapaola. Il figlio di... Sì, si incontrò con Il Piero. figlio di chi? Di Benedetto? Sì, si incontrò con Piero Puglisi, si sono appartati e in quell'occasione poi Piero mi disse che Enzuccio, lui che chiamava Enzuccio, era stato fatto uomo d'onore, che non si doveva sapere per il momento in giro. Mi scusi, ci sono altre occasioni in cui lei ha visto, ha incontrato nel corso degli anni, dico a parte i luoghi in cui il padre era latitante, dico altre occasioni in cui ha incontrato i figli del Santapaola in epoca più recente alla data del suo arresto? Guardi, là, la zona Taormina me lo ricordo, altri posti non mi ricordo se li ho incontrati altre volte. Lei sa se svolgessero attività economiche? Enzo negli ultimi tempi gestiva un'attività di montoni, giubbotti, abbigliamento, su queste cose.
E l'altro fratello? Non lo so che gestiva. Samperi, quali sono, cioè per diventare uomini d'onore, dico al di là delle regole, quello che non bisogna essere, cioè tutte le qualità negative che bisogna non avere per diventare uomini d'onore, di cui lei ha parlato diffusamente nell'ambito delle dichiarazioni via via rese e i cui verbali sono agli atti. Per diventare uomini d'onore in positivo, Sì. ci sono delle cose che bisogna fare. La base prima è essere di buona famiglia, secondo è dimostrare la capacità di un ragazzo che in pratica prima si coltiva un ragazzo, prima di diventare uomo d'onore, non è che il primo che arriva si dichiara e potrebbe diventare uomo d'onore, deve dimostrarlo nell'attività criminale, crescendo, e man mano i principi sono anche importanti, tutte queste cose. I principi di una persona è la base importantissima per diventare uomo d'onore. E questa capacità criminale come la si dimostra? Ma anche, per finire, parlo anche nel compiere l'omicidio, per fare omicidi, dimostrare che uno è fedele alla famiglia, dimostrare che uno difende quella famiglia, tutte queste cose. Lei conosce qualche altro Santa Paola Francesco? Sì, conosco Santa Paola Francesco, il fratello di Angelo Santa Paola. È inserito in organizzazioni criminali? Sì, questo fa parte del gruppo con suo fratello ad Affia Figara. Di che cosa si occupa? Questo nelle rapine, non so, dico questo perché era uno, diciamo, che si dimostrava, diciamo, uno che si mandava nelle rapine assieme al Crisafulli, un ragazzo, è un fratello di Crisafulli Francesco. Si dimostravano tutti e due che le rapine li facevano così, senza, diciamo, pensarci, erano bravi, erano qua, erano là, non soltanto su questo Francesco. Santa Paola Vincenzo di Salvatore. Sì. Questo è il Santa Paola Vincenzo, è, diciamo, uno dei più, io lo definisco uno dei più criminali della famiglia Santa Paola. Nel senso? Anche se io assieme a lui non ho mai fatto un omicidio personalmente, ma lui tentò di farmi ammazzare due poverini, diciamo, uno l'ho raccontato credo stamattina. Uno? L'ho raccontato stamattina o ieri, in quanto lui mi disse di ammazzare una persona che mi stava mettendo in difetto con l'organizzazione, che era una cosa presa da sua iniziativa. Un'altra era... mi scusi, questa persona sì, l'ha detto, Sì, questo era il gestore della Gianmarco Venduri all'ingrosso per Catania, che aveva questa attività nel viale 20 settembre a Catania, che non mi sto ricordando il nome di questo ragazzo. E poi seppe che lui lo doveva ammazzare per antipatia, non per altro. Poi mi stava facendo ammazzare un dottore della clinica Motta, in quanto questo dottore gli ha importunato la ragazza che lui aveva, che lavorava in questa clinica, e questo dottore abitava alla circonvallazione di Catania, dove io 2 volte sono stato là ad aspettarlo per ammazzarlo. E questo, diciamo, è una delle tante cose che con Enzo, diciamo, abbiamo fatto. E questo fatto com'è che poi fortunatamente non si... Fortunatamente questo dottore non venne, e io addirittura, se non mi ricordo male, anche mio cognato Carmelo ci è venuto una volta assieme a me, che mi doveva fare il cambio di macchina, e io con un'altra persona che non mi sto ricordando ora chi è,
con la moto dovevo fare questa persona, dovevo ammazzare questa persona che abitava alla circonvallazione. Era un medico che lui mi disegnò macchina, tutto, e lo dovevo fare io davanti a casa di questo medico. Questo medico fortunatamente non si ritirò, non so il motivo, ritardava nel ritirarsi, il punto dove era non si poteva sostare tanto, e quindi di solito si aspettava i 20 minuti, la mezz'oretta e ce ne andavamo. Poi una volta venne nel mio autosalone perché si doveva ammazzare uno dei Cicaledda, non mi sto ricordando ora il cognome, che questo abitava sulla standa, sulla standa di questa piazza che non mi sto ricordando il nome, vicino al mio autosalone, la standa che noi abbiamo incendiato, dove finisce il Corso Indipendenza, o dove inizia, diciamo, il Corso Indipendenza. Quindi questo abitava, mi sembra si chiamava Mascali, Mascali se non mi ricordo male. Questo abitava sopra questa standa, lui cercava un posto dal mio autosalone o sopra il mio autosalone, c'era un punto dove poter sparare per colpire questo Mascali, perché spesse volte questo si metteva fuori nella terrazza in una sdraio e lui voleva colpirlo di là. Io gli disse che sopra non conoscevo nessuno, non c'era il posto da dove sparare, e che lui in pratica faceva come un pazzo perché doveva ammazzare questo. Perché lo doveva ammazzare? Era lui, ma questo so che doveva morire da molti anni, perché era uno dal clan Ferlito, se non mi ricordo male, una cosa vecchia. Lui venne assieme a Salvatore Pappalardo e Umberto Di Fazio. E la cosa poi ha avuto seguito? Questo dopo fu ammazzato, ma non so da chi, a San Cristoforo. In che periodo? Credo che sia stato ammazzato nel 91. E questo tentativo, diciamo, questo progetto invece... Quando in fumo perché sopra il mio autosalone... Sì, e a che epoca risale rispetto all'omicidio? 2 mesi prima, non mi ricordo di preciso, comunque qualche mese prima. Quando l'ha conosciuto lei a Santa Paola Vincenzo? Io a Santa Paola l'ho conosciuto presentandomi da Enzo perché è compare di Piero Puglisi, e presentandomi da Piero perché lui è compare di Piero Puglisi. Santa Paola sono compari, Piero Puglisi e Enzo Santa Paola. Sì. Non so se si dovevano battezzare qualche bambino o qualche cosa. Il Santa Paola veniva sempre a trovare Piero. A me me lo presentò Piero molti anni fa, ancora io non ero neanche uomo d'onore. Così ho conosciuto Enzo Sandovallo. Enzo veniva spesso nella casa di Piero, io spesse volte ero a casa di Piero e arrivava lui. Lei sa quali fossero le persone dell'organizzazione che erano più vicine, cioè con le quali... Il Natale andava molto d'accordo come gruppo con il Natale di Raimondo, con Giovanni Rapisarda, poi negli ultimi era lui, suo cugnato Maurizio Zuccaro e gli altri ragazzi stavano molto vicini. Quali erano questi ragazzi? In particolare era Zuccaro Maurizio, suo cognato, che poi diventò suo cognato, e gli altri che in questo momento non mi vengono i nomi. Ma il Santa Paola Vincenzo aveva un gruppo, era inserito in qualche gruppo in particolare? Ma Santa Paola Enzo non aveva proprio un gruppo fisso. Santa Paola andava spesse volte a Montepo e stava a Montepo, o andava al Corso Indipendenza e stava con Giovanni da Pisarda, lui girava, o andava a Via Leoni, o diciamo che di più lui stava tra Via Leonio e Montepo, questo era il suo... Santocono Carmelo. Sì, Santocono era l'autista di Aldo Ercolano, personale fisso, uomo di fiducia di Aldo Ercolano, e uno che si permetteva di entrare anche nelle nostre riunioni quando noi martedì parlavamo di cose, diciamo, importanti. Ricorda occasioni particolari in cui appunto il Santocono era presente a discussioni? Santocono, guardi, era sempre presente, anche se lui accompagnava Aldo, solitamente
aspettava fuori e nello stesso tempo entrava e usciva, questo era il suo, quindi lui si poteva permettere anche di entrare in queste riunioni. Lei sa che lavoro facesse? Lui una volta lavorava alla Pancar, poi diventò l'autista di Adde qua. Alla Pancar dove? Nella concessionaria Renault di via Veneto, poi passò al reparto officina di via Leonio e poi diventò l'autista di Adde qua. Cioè nel periodo in cui lei lo vedeva lavorava nel garage di Viale Ionio? All'epoca sì, lui lavorava una volta nella Pancar di Viale Ionio e nell'autosalone di Viale Veneto. Ecco, ma dico, quando faceva l'autista non lavorava, voglio dire... No, non lavorava più, lui era ecco, l'autista. e da quanto di Adde. tempo non lavorava più? Ma meno dall'inizio delle mie collaborazioni, io per 3 anni almeno, lui era fisso l'autista di Aldo. Lei conosce i fratelli Branciforti? Sì. Conosco Filippo e Pippo. Sono inseriti in organizzazioni criminali? Sì, loro sono molto vicini a Enzo Santa Paola, in particolare il Filippo fu fatto uomo d'onore. Filippo? Sì. E Giuseppe? Giuseppe no. Il Filippo fu fatto uomo d'onore anche lui nel 92. Lei sa in quale zona operano i fratelli Branciforti? Guardi, In modo particolare. la loro zona era San Giorgio come zona. Presidente, c'è opposizione, non fanno parte di questo procedimento, non sono imputati. Non sfuggirà all'avvocato che dei fratelli Branciforti abbiamo avuto occasione di parlare in più occasioni per diversi Quindi episodi. a questo punto bisognerebbe introdurre la domanda specifica. Infatti, Ma domanda specifica... è stata fatta una domanda specifica sulla conoscenza dei singoli fratelli. sì, ma perché dico è stato oggetto di... Io formulo l'opposizione, Presidente. Lei sa se qualche fratello dei Branciforti è stato ucciso? Presidente, opposizione. Mi pare non sia pertinente al tema della causa. Lei Di questi soggetti si è parlato già nel corso dell'istruttoria, solo che dovremmo arrivare al nesso. Quindi si rigetta Presidente, ora la l'opposizione. domanda non è per un nesso, dice sa se è stato ucciso uno dei fratelli. Non mi pare che Samberi abbia dato riferimenti tali da dover sondare se Samberi sappia qualcosa su questo omicidio, a differenza dell'altro collaborante che questo aveva voi lo queste sapete, io indicazioni. non lo so. Se Samberi ci parla di questo fratello poi potremo scandagliare. diversi collaboranti. Quindi Può rispondere. I fratelli Branciforti ha avuto un fratello ammazzato nella strage della via Iris a San Giorgio. Come lui, come un altro fratello che è morto dentro è di Mario. Allora si doveva fare un agguato a un gettatore di karate e sono stati ammazzati un po' di ragazzi che non c'entravano niente affatto, diciamo, con il tuo di karate. e lei che sia stato ammazzato proprio in occasione della strage, come la chiama lei, di Via dell'Iris, da chi è stato? Da chi sono stato? Da chi lo sa? Ma guardi, Da lo chi lo so, ha preso, perdono? Prima perché mio cognato Sandro Aperi è nato proprio da quella zona. Lui conosceva già i fratelli Branciforti prima di me, come Di Mauro Mario la stessa cosa, già si conoscevano da ragazzini e dalle scuole elementari. Già diciamo che parte di storia l'ha saputo tramite mio cognato. Poi questi ragazzi giustamente cercavano la vendetta dei loro fratelli e si sono dichiarati come... No, dico che sia stato ucciso proprio in Via dell'Iris in occasione di quella che lei definisce la strage di Via dell'Iris e non piuttosto in un'altra occasione. Lei come fa a saperlo?
Lo so perché se ne parlava nell'organizzazione, dopo questa strage, in pratica di questo omicidio se ne parlava sempre nella nostra organizzazione, perché sono morti dei ragazzi innocenti, diciamo che quindi questa cosa era sempre, ogni tanto se ne parlava. Sant'Onofrio Carmelo. Sant'Onofrio Carmelo, ho detto Monzù. Questo era diciamo, il referente del Mangion riguardando la vendita della droga. Quando l'ha conosciuto? L'ho conosciuto molti anni fa, diciamo come rapporto di droga continuo l'abbiamo avuto dall'89 fino al 93. E chi è che lo riforniva di droga? Credo l'abbia detto comunque. Sì, lui vendeva per conto di Mangion Francesco. Lei ricorda i luoghi, le occasioni proprio Lui specificamente? vendeva in piazza Galatea e consegnava in via Monserrato, mi sembra che si chiama, davanti al cinema se non mi sbaglio si chiama Recupero, non vorrei sbagliarmi, comunque vicino al bar Capone, per intenderci. Scalia Vincenzo, Enzo. Allora, Scalia Enzo è un ragazzo del gruppo di Campanella. Il Scalia Enzo faceva coppia fissa con Comisi Giovanni, Scalia Enzo fu uno degli esecutori della morte di Nino Ballerino. Il Campanella si mandava di farle fare il primo omicidio a questo ragazzo perché ancora non ne aveva mai fatte e credo che sia stato accompagnato da Comisi per fare questo omicidio. Quale omicidio era? Di Paratore Antonino, detto Ballerino. Fu ammazzato dentro il suo bar sul lungomare di Catania. Quindi Bar si questo fu chiamava- il primo omicidio commesso? Sì, di Scalia Vincenzo. Scalia Vincenzo io lo conoscevo già da qualche tempo prima, il cognato di Scalia Vincenzo è un venditore all'ingrosso di piante, si chiama Nicolosi e gestisce questa attività. Dove? Nicolosi, non mi sto ricordando ora il nome, e gestisce questa attività nella circonvallazione di Catania salendo per andare verso Montepo prima di arrivare a Nesima a destra. Sa di altri fatti omicidiari? No, non mi ricordo altri fatti. Di altre attività illecite comunque riferibili allo Scalia? No, non me ne ricordo. Sciuto Sebastiano. Sebastiano Sciuto mi sembra che è Nuccio Iacitano. Ci parli di questo personaggio che lei chiama Nuccio Iacitano. Nuccio Iacitano era un uomo d'onore del gruppo di Sebastiano Ercolano e Nuccio Iacitano gestiva il gruppo ad Acireale. Nuccio Iacitano fu quello che... Quando è stato fatto uomo d'onore? Guardi, non fu fatto, credo, tra il 90, infatti mi fu presentato dopo un po' di anni che io già lo ero uomo d'onore e quindi l'ho conosciuto presentandomi, non mi ricordo da chi, ma tutti i martedì ci incontravamo nelle solite riunioni e lui scendeva tutti i martedì, c'erano lamentele verso di lui di Aldo Ercolano e Campanella perché su certe cose era poco attivo. Era? Diciamo che era un po', diciamo che le cose li faceva piano piano, non li faceva veloci come a loro interessava farli, prendeva troppo tempo e ogni tanto c'era qualche lamentela verso di lui.
Lei ha detto era lui che, poi l'ho interrotto io. Ricorda... Lui fu quello, diciamo, interessato a distruggere la standa di Acireale. Da chi fu incaricato? Fu incaricato da Abdelcoano e mi sembra che fu fatta con la bomba quella di Acireale. Ricorda dove si trova questa sede? Questa standa, se non mi ricordo male, si trova in una piazza di Acireale, non conosco bene Acireale, quindi non so indicare le vie come. Lei, Sembra che alla fine di via Umberto di Acireale. lei sa di che cosa si occupasse il gruppo di Nuccio? Loro si occupavano delle estorsioni, in particolare estorsioni, queste erano le cose. Lei stamattina e anche ieri, credo, ha parlato di questo collegamento del gruppo con quello della stazione. Sì. Questo tipo di rapporto come era nato, per quello che le risulta? Di come era nato non tanto lo so, le posso dire che questo gruppo, io l'ho visto di coppo, che c'era questo gruppo alla stazione gestito dai cugini Zuccaro assieme a qualche Acireale, con il ragazzo di Acireale. Oltre che di estorsione, sa se si occupasse di altre attività illecite? No. L'opposizione, signor Presidente, ha già risposto sulle attività illecite. Ha già risposto e allora devo dire che stamattina Samperi, lei ha detto che a proposito delle attività riguardanti il traffico degli stupefacenti, che anche il gruppo di Acireale si occupava del traffico di stupefacenti. Sì. Ora le chiedo, è vero Se ne occupava, personalmente io non li trattavo per la droga, però le posso dire questo, io avevo vicino un ragazzo di nome Benito, che lo stesso aveva un fratello proprio nel gruppo di Nuccio Acitano, che io neanche conosco. Quindi E allora questo ragazzo stesso Benito mi diceva che questi ragazzi vendevano droga, si allargavano verso Giarre, Riposto, perché questo Benito abitava proprio a Riposto e Giarre. Questo Benito era vicino a Pippo Scao. Questo ragazzo insomma mi raccontava certe cose su questo gruppo anche di Acireale. lei conosce tale Paolo Brunetto? Credo di sì, ma non mi ricordo, di nome lo conosco sicuro, ma non mi sto ricordando però chi fosse. Lei ha anche parlato dell'attentato alla villa di Pippo Baudo, sì, con riferimento allo sciuto. Questa attribuzione diciamo di paternità lei la fa sulla base di quali fatti? Lo dico io. Signor Presidente, ha già risposto ieri l'imputato di reato connesso, specificando su domanda del pubblico ministero quale fosse la sua fonte di conoscenza. Presidente, noi stiamo facendo un esame sulle singole posizioni ed è un tipo di esame che stiamo facendo da quando è iniziato questo processo. Parliamo della parte generale Le chiedo e scusa, poi dottore Bertone, le chiedo scusa. sto parlando io, avvocato. Sì, mi ma non faccia è finire. permesso che Mi lei faccia- si inserisca sulla mia Avvocato, non lo posizione deve dire lei. motivata. Avvocato, non lo Si deve rigetta dire lei, l'opposizione, può rispondere. se mi è permesso. Allora, Nuccio Acitano è stato l'autore assieme al suo gruppo per la distruzione della villa di Baudo, in quanto intanto era lui che poteva farlo in quanto era zona Acireale, quindi era competenza sua fare questo attentato. Poi si parlava su questo attentato appunto quando lui scese, ricordando come fu fatto con le bombole, non mi ricordo pienamente la cosa come fu fatta, poi mi ricordo che si parlava di bombole e tritolo, non mi sto ricordando di preciso che cos'era, del plastico, non mi ricordo. E quindi che se ne occupò lui per distruggere questa villa con il suo gruppo. Sa se
conosciuto Sebastiano avesse altri soprannomi oltre quello che ha indicato lei ora? Sì, so che c'era un soprannome ma non mi ricordo come se lo chiamavano. Scuderi Antonino. Scuderi Antonino e Nina Vecchia. È inserito in gruppi criminali? Allora, Nina Vecchia è il cognato di Salvatore Pappalardo, diciamo che non era proprio, diciamo, faceva parte dell'organizzazione, però stava molto vicino questo ragazzo, anche molto vicino anche al mio cognato Canrognò. Di che cosa si occupava? Questo vendeva droga e faceva rapine. Lei come fa a sapere che vendesse? Io lo rifornivo di droga a lui e anche il fratello. Come si chiama il fratello? Il fratello si chiama Salvatore, detto Turischeggia. Ecco, ci può dire l'epoca di queste sue forniture? Questi ragazzi iniziano a fornirli nell'84, 85, 86. In che quantitativi? Ma si iniziava dai 50 grammi, 100 grammi, questa era la base, diciamo, Di che cosa? di eroina e anche cocaina. Lei ha detto 83, 84, 85? 84, 85, 86. E si è fermato lì oppure? Ma poi io nell'87 fui arrestato, poi uscì nell'88 e continuai a darle la droga, diciamo, un po' a tutti quelli che io rifornivo una volta. E fino a quando? Ma io rifornivo di droga fin quando mi hanno arrestato. Il giorno prima già io fornivo di droga alle persone, anche da latitante. Sempre in quale quantitativo? Ma in tanti quantitativi, dipende dal mezzo chilo a 200 grammi, dipende dal cliente che io gestivo. E che poi la vendessero, lei come fa a saperlo? Perché sì, lo so, perché poi questi qua ogni settimana, ogni 6 giorni, ogni 8 giorni mi portavano i soldi, si rifornivano, insomma era un giro, diciamo, continuo così. Le risulta se si rifornivano anche da altre persone oltre che da lei? Sì, comunque in quell'epoca 84, 85, 86 io cercavo di non farmi scappare con i clienti, infatti li tenevo bene. Poi comunque c'erano momenti che io magari rimanevo senza, questi qua per non perdere i clienti andavano a rifornirsi da altri. Sa da chi? Guardi, su Picarello andavano da Campanella, o da Di Stefano Angelo, da Rocco Di Paola, erano queste, diciamo, le basi dove rifornirsi. Sergio Signorino. Sergio Signorino era uno che faceva parte del gruppo di Maurizio Zucco e Renzo Santapaolo. Come fa a saperlo? Camminavano sempre assieme, mi è stato presentato da loro e così In che periodo le è stato presentato? mi è stato presentato, non mi ricordo, verso il 90 da questi. Camminavano assieme, lui, Franco Spascio, questi camminavano assieme. Sa di specifiche attività illecite? No. Strano Giuseppe. Giuseppe Strano dovrebbe essere Pippo Bello. E lei già ne ha parlato Sì. nei giorni scorsi. Ci vuole dire innanzitutto, appunto, lei l'ha conosciuto direttamente? Sì, l'ho conosciuto molti anni fa, quando lui quando abitava fino all'ultimo in una casa zona Canalicchio, vicino al fratello Mario. Come sa se ha un soprannome? Sì, Mario Tucco. Lui lavorava per Mangion, in pratica questi erano gli addetti per far arrivare la droga dall'estero per conto di Mangion. E attraverso quali canali la facevano arrivare? So che arrivava via mare, ma le zone precise, i canali non li so. Non ho capito, mi scusi. So che li facevano arrivare via mare, in particolare era proprio alla base era via mare. Mi ricordo che una volta il Mangion
ci offrì finalmente delle quote, un po' anche a tutti noi, per un traffico di hashish. E così gli abbiamo messo dei soldi un po' tutti, io, Piero Puglisi, abbiamo messo un po' di soldi un po' tutti. Da quando il Mangion si era deciso a farci guadagnare qualcosa, questo fumo andò a mare, si è perso a mare, che poi sotto fu trovato nelle coste tra Taormina, dentro delle camere d'aria di camion. In pratica la nave che doveva portarlo a noi si spaventò perché passò una motovedetta, diciamo, di colore stesso della finanza o qualcosa del genere. Mi ricordo che ci fu questa storia, si sono spaventati e hanno buttato a mare sto fumo, hashish, e l'abbiamo perso, in pratica abbiamo perso anche i soldi che abbiamo messo. Innanzitutto chi era interessato a questo traffico oltre il Mangion, lei? Guardi, a parte, questi erano sempre i fratelli Strano, sì? I fratelli Pippo Beddo e Marotucco interessati sempre su questi Dico viaggi. altre persone che erano interessate a questo traffico? Altre persone, c'era Carmela Muzzuri che era interessata alla vendita della cocaina e eroina, il fratello Pippo Mangion era interessato alla vendita. Tenzio. Vuole continuare sempre? Sì, questi erano gli elementi, diciamo, che vendevano, il reparto vendita. Dico, di altre persone interessate a questo traffico? Le altre persone non me ne ricordo. E qual era l'importo della quota? Guardi, mi ricordo che abbiamo messo circa 30 milioni ciascuno. Io ho dato questi soldi a Piero Puglisi e lui... Quindi Piero Puglisi era interessato anche? Sì, certo. Io ho dato questi soldi a Piero Puglisi e Piero Puglisi si occupa lui di portarli a Mangion o chi per lui non lo so. Ecco, lei ricorda l'epoca di questo? Sì, l'epoca, guarda, è stato su per giù nello stesso periodo che abbiamo fatto le quote anche per il terreno dei 5 miliardi e quindi credo che sia stato tra il 90 e il 91 come periodo. Cioè in quel periodo, dico un dato, in quel periodo i fratelli Strano erano liberi? Non mi ricordo se erano liberi. Comunque loro sono stati arrestati nel 91, se non mi ricordo, no, nell'87. Credo che sì, che erano liberi. E, sa per quale motivo erano stati arrestati nell'87? Sì, loro erano stati arrestati per un'associazione al traffico della droga, che stupefacente, assieme a Mangion, Nania, più di un fratello dei Nania erano, Francesco Anastasi, i due fratelli, un altro detto Nitto Amatri, non mi ricordo il cognome di questo, questi erano. E mi scusi, Francesco Anastasi per quale motivo in particolare? Per favoreggiamento lui fu arrestato. E questo Nino Amatri, sa il vero? Nitto si chiamava. Nitto, sa come si chiamava di cognome? Lo conosco ma non mi ricordo il cognome. Quindi lei sa esattamente l'operazione a cui si riferisce questo arresto dell'87? Sì, so che è stata fatta per droga, non mi ricordo altro. Voglio dire... C'era anche Paratore Nino, un ballerino imputato. Ecco, voglio dire allora questo progetto di cui lei ora ha detto, della quota di 30 milioni ciascuno, si riferisce ad un momento successivo, lei ha detto 91. Sì, successivo. E sa da dove Mi ricordo un particolare che una volta non mi ricordo dove se ne parlava assieme a Pippo Beddo, che lui truffò una volta uno dei corrieri delle navi
quindi aveva problema a incontrarsi all'estero appunto per fare dei carichi, perché questi lo cercavano per ammazzarlo, che hanno truffato qualcuno all'estero, non so di preciso, quindi lui aveva problemi per le navi, come organizzarsi per il trasporto della droga. Lei, credo che sia stato ieri, ha detto che i fratelli Strano si occupavano prevalentemente di droghe leggere, ma ha anche detto che qualche volta si sono Sì, io personalmente da Pippo Bello, da Strano Pippo, ho comprato una volta circa mezzo chilo di cocaina, che il Carmelo Monzù in quel momento era senza, e lui mi disse: vedi che Pippo Bello c'era mezzo chilo. E io parlai con Pippo Bello e poi l'ho comprata e mandai con disperato a prenderla vicino a casa sua in un rifornimento di benzina. Lo sa che tipo di rifornimento è? Cioè No, è vicino a casa sua, ma non mi ricordo che tipo di rifornimento. Ma andò a prelevarlo all'interno oppure fu lui a farsi? No, posteggiati là in macchina, già il rifornimento chiuso, era tardi comunque, sono tardi E l'appuntamento. questo episodio a che epoca risale? Questo fu, credo, tra il 91 e il 92. Ha detto, mi scusi, il quantitativo? Circa mezzo chilo Di che cosa? di cocaina. stia zitto! Mezzo chilo di? Cocaina, E questa cocaina da dove proveniva? non lo so. E questo è l'unico episodio? Sì, che solo con lui sì, con Pippo. E per quanto riguarda il fratello? Con il fratello, una volta io e Piero Puglisi siamo stati a casa di Maroducco, dove Piero doveva prendere del fumo, ordinare del fumo che loro avevano già in cantina, mi ricordo nei garage, qualcosa del genere. Che si aspettava da un momento all'altro, mi ricordo che in effetti siamo andati al momento che era arrivato Piero e io siamo andati a casa sua. Lei conosce un tale Suraniti Rinaldo? Sì. Renato è del gruppo di Carletto Campanello. Cioè, mi scusi, io ero chiesto Suraniti Rinaldo, lei ha detto Renato? Sì, è Renato, si faceva chiamare Renato, Ecco. E fa parte? al gruppo Carletto Campanello. Da quanto tempo fa parte? Come fa a saperlo? Ma da tanto tempo, all'inizio era con Pippo Licciardello, e io già lo conoscevo, che faceva parte a Pippo Licciardello, uno che vendeva droga assieme a loro, uno che faceva usura, uno che gestiva il gioco d'azzardo. Da là, quando io ero latitante, lui veniva a giocare nella mia bisca, qualche sera è venuto a giocare nella mia bisca, e nella villa dove io fui arrestato. L'ultima volta l'ho visto qualche sera prima che mi arrestasse. E lui quella sera mi cercò della cocaina. Mi scusi, parlando? Di Renato. Sì. No, di quale episodio? Nell'episodio che io prima che fui arrestato, qualche sera prima, incontrai Renato, che lui venne a giocare nella mia bisca allo Scemè. E lui mi cercò della cocaina, io le dissi che ce l'avevo e lui il prezzo non mi ricordo che non le è piaciuto e non se ne è fatto niente. Ci sono altri episodi che si riferiscono al... No, con Renato all'epoca assieme a Franco, io vendevo a loro vendevano a me, perché erano A Franco chi? Franco Zizzo e Pippo Licciardello, loro erano tutti e tre assieme. E a? Pippo Licciardello, Sì. Franco Zizzo, Pippo Licciardello, quello morto? sì, e Renato. Tutti e tre erano assieme, vendevano assieme e facevano tutto assieme. Devo chiedere al suo avvocato, Suraniti. E come lo farà il suo avvocato? Grazie Presidente. Come al solito, spero, avvocato. E spero anch'io come al solito.
Presidente, le chiedo scusa, se la Corte ritiene, per carità, una piccola pausa che consenta, normalmente l'abbiamo fatta, se la Corte ritiene, dico, sarebbe l'orario più adatto, credo. Non so poi se arriviamo a finire. Io preferirei che si andasse avanti perché Se i pubblici ministeri ritengono che non intralci il loro lavoro. No, per carità, cioè io credo che comunque finiremmo. abbiamo un orario per staccare che sono le 20 al più tardi. Sì, dico, se facciamo una pausa contenuta problema. Contenuta di 10 minuti. Grazie Presidente. Dovere. Allora, breve pausa. Sono San Antonino. Se quando c'è a chiedere tempo mi fa dire due parole per piacere? Se facciamo in tempo, sì. Sì signore, quando dice lei? Oggi, domani, non importanza. Quando dice lei? Domani mattina senz'altro. Grazie. Il pubblico ministero può proseguire. Stavamo parlando del Suraniti. Sul Suraniti ha altre cose da riferire? No. Tomaselli Antonio. Sì. Lo conosce? Antonio Tomaselli, questo ragazzo, sì, l'ho conosciuto, il padre, e assieme a lui hanno il garage che c'è il grattacielo, un posteggio di macchine che c'è il grattacielo. E lui si occupava. Deve parlare più forte. Sì, lui si occupava di usura. Lui chi? Questo ragazzo. Molto vicino a Salvatore Santapaola, come del resto anche il padre. Ah? Salvatore Santapaola. Salvatore Santapaola chi? Fratello di Benedetto Santapaola. Lui faceva usura, questo ragazzo. Come fa a sapere che si occupa di usura e come fa a sapere di questa vicinanza? Allora, il padre stava sempre vicino a Salvatore Santapaola, in via Leonio per esempio stavano sempre là. Lui, una volta io ebbi a che fare con lui, un ragazzo che aveva un'agenzia immobiliare che vendeva appartamenti per conto di costruttori, che anche loro erano caduti nella rete degli usuari, anche io gli ho fatto dell'usura lo stesso. In pratica il Tomaselli doveva avere da questo ragazzo, che erano due fratelli, doveva avere circa 450 milioni. E questi ragazzi, naturalmente non potendoli pagare, si sono rivolti a me dicendomi che avevano questo problema perché il Tomaselli li minacciava. E quindi... Cioè, mi scusi, Tomaselli chi minacciava? A questi ragazzi che dovevano dare a lui questi soldi, che sono cresciuti a usura, non mi ricordo da quando sono. Chi erano questi ragazzi? Mi scusi, c'è stato un po' di Questi confusione. ragazzi vendevano case, avevano un'agenzia immobiliare. Ecco, l'aveva E detto. vendevano case per conto di un costruttore. Di quale costruttore non lo sa? Sì, il costruttore in particolare si chiamava, in questo momento non mi sovviene, ma è un costruttore molto amico di Piero Pugliesi comunque. E allora questi ragazzi vengono da me dicendomi che avevano questo problema con Tomaselli, se io conoscevo Tomaselli, gli ho detto di sì, parlai con Tomaselli, fissai un appuntamento a Grevina
con questi ragazzi in un bar di Gravina, ci siamo incontrati. Questi ragazzi avevano un'agenzia immobiliare? Sì. E che cosa c'entra il costruttore? Perché erano amici del costruttore? Sì, vendevano casa in quel periodo per conto di questo costruttore. Ho capito, sì. E allora ci siamo visti con questi ragazzi, gli abbiamo definito una cosa in pratica, che questo gli ha dato un appartamento dove questo costruttore sul momento stava costruendo in via Gramici, che sotto a questo terreno, questo costruttore gliel'ho fatto comprare io tramite Aldo Di Paola di Registri Buffetti di via Firenze, era il proprietario. E allora la cosa si è chiusa, mi sembra. Questo Di Paola è parente dei vari Di Paola? No, assolutamente, questa è una persona per il bene, è una persona che lavora, non c'entra niente con tutto questo. E allora questi ragazzi gli hanno dato un appartamento in questo, appunto, in quel momento dove loro vendevano per conto di questo costruttore, il costruttore si chiama Facciolà, se non mi ricordo male Facciolà, sì. E allora gli hanno dato un appartamento più un po' di soldi gli davano man mano che vendevano queste case, e diciamo che la cosa fu chiusa, se non mi ricordo male, al 50%, intorno ai 200 e passa milioni. Mi scusi, su questo rapporto di vicinanza con Salvatore Santapaola, che lei ha riferito anche al padre, ci vuole essere più preciso, cioè com'è che le risulta? Ma perché stavano sempre assieme, con si chi? chiamavano, mi sembra, con il padre di Antonio Tomaselli, si chiamavano compari, qualcosa del genere, mi sembra che c'era una comparanza fra tutti e due. Tra chi? Tra Salvatore Santapaola e il papà di Antonio Tomaselli. E il figlio aveva anch'egli questa... Sì, lui era molto amico di Enzo Santapaola, stava sempre, anche lui lo incontrava spesso in via Leonio. E lei al Tomaselli Giuseppe, cioè il Tomaselli Giuseppe lo conosce personalmente? Sì, l'ho visto più di una volta al via Leonio. In effetti lei, quando è stato interrogato il 21 gennaio del 1993, ha detto che non conosceva, almeno è verbalizzato, non conosco Tomaselli Giuseppe, che la signoria vostra mi indica quale titolare del garage centrale, conosco però bene il figlio, e racconta appunto questa vicinanza con Enzo Santapaola. Sì, no, il padre lo conosco perché lo vedevo spesse volte là. Ce lo sa descrivere, quindi vale ovviamente... Sì, lei se mi fa vedere una foto glielo fa più di una foto, se è qua, allora perché ha dichiarato, così risulta verbalizzato? Non mi ricordo, comunque magari sul momento l'ho detto che non lo conoscevo, però io lo conoscevo perché lo vedevo spesse volte là. E ce lo sa descrivere? Sì, una persona sulla cinquantina, con pochi capelli, non mi ricordo bene, occhi chiari mi sembra. Certo, non è che avevo una frequentazione con questa persona, io lo vedevo là e basta, non c'era, diciamo, però se lo vedo in foto davanti io lo so riconoscere subito.
mi scusi, lei dove l'ha visto? In via Leonio. Cioè, in Via Leonio, quando parla di Via Leonio, specificatamente di che cosa parla? Proprio del Via Leonio? Del garage. Cioè lei l'ha visto all'interno del garage? Sì, sì. Ha visto all'interno del garage il padre o il figlio o entrambi? Tutti e due vedevo nel garage. Dico, al di là di questa attività di usura che riguarda il figlio e di questa vicinanza con Salvatore o Enzo Santapaola, ha altre indicazioni da fornire in merito a questi due personaggi? No. Lei sa se il Tomaselli Antonio ha avuto vicende giudiziarie? No, non mi ricordo. Conosce Tornabene Mario Giuseppe? Lo conosco di nome, del gruppo di Acireale. Quando lei parla del gruppo di Acireale, Lucio Acireale. come fa a dire che era inserito in questo gruppo? Lo so perché so che faceva parte del suo gruppo di nome, però di vista non credo, non me lo ricordo. O se forse una volta il Nuccio me lo presentò in un bar di Acireale. Una sera ci siamo incontrati, lui era assieme a 4-5 di loro, e ci siamo incontrati in un bar, non mi ricordo ora come si chiama, comunque un bar famoso di Acireale dove fanno i gelati buoni. Ci siamo incontrati là e poi il Tornabene aveva anche la fama, il nome che faceva il buttafuori alla discoteca di Figarazzi, non mi sto ricordando ora come si chiama questa discoteca. Non ricorda come si chiama? La discoteca non mi sto E ricordando. dove ha detto che si trova? Nella zona di Figarazzi. Lei, quando è stato interrogato dal pubblico ministero il 15 gennaio del 1993, ha fatto riferimento con riguardo proprio a Tornabene alla discoteca Miami di San Nicolò, nei pressi di Figarazzi. Sì. E questa la... Sì, questa era una discoteca gestita da loro. Nuccio, questo Tornabene, Mario Tornabene, in particolare Tornabene faceva interesse per la discoteca, stava anche davanti alla porta. Ma Lo so per sentito dire, io non ci sono mai stato in questa discoteca, però se ne parlava. da chi l'ha sentito dire? Ma non mi ricordo da chi, però di sto Mario Tornabene se ne parlava sempre che stava davanti a questo locale, perché tanti di noi ci andavano della nostra organizzazione e la frequentavano. Ma faceva il buttafuori gratuitamente oppure era... No, curava l'interesse di questa discoteca perché loro erano interessati su questa discoteca. Non so come, se pagavano la società, non lo so. Loro chi? Il gruppo di Acireale. Lei conosce il titolare o i titolari di questa discoteca? No. Sa dire di quali attività il Tornabene, a parte il fatto di fare il buttafuori in questo locale, di specifiche attività? No, non lo so.
Conosce Tringale Giuseppe? No. Conosce Tropea Francesco? Tropea sì, no, conosco Tropea Giovanni e Nuccio Tropea. Francesco no. Francesco sì, l'ho conosciuto, è detto Berlusconi questo, Franco Berlusconi. Questo l'ho conosciuto io nell'85 in una situazione che lui venne a giocare in una bisca nostra a Petara. L'ho conosciuto in quell'occasione, poi questo perse una cifra e cercavamo di recuperare questi soldi, così l'ho conosciuto. Poi so che l'hanno arrestato per droga nell'albergo della Scogliera, non mi ricordo come si chiama questo albergo, e quindi... Cioè, non ho capito, è stato arrestato perché è trovato in possesso... Sì, mezzo chilo di droga sotto il letto in un albergo di Catania, mi sembra sulla Scogliera, Baia Verde forse. E quindi poi da allora non l'ho più visto questo. Anzi, qualche volta io quando facevo i colloqui incontravo il padre di questa Tropea, il padre mi diceva di parlare con Tuccio in quanto il Tuccio giocando a pallone le vinceva del pasticcini, queste profumi, e che questo perdeva tutte le partite, doveva sempre pagare, il padre metteva sempre soldi alla porta e aveva difficoltà. Sapere, non so se gliel'ho chiesto, chiedo scusa, mi sono distratto. Le chiedevo se le risulta che il Tropea è inserito, questo Tropea Francesco, questo Berlusconi è inserito in organizzazioni criminali. No, non lo so, io dopo l'arresto che ho saputo che l'hanno arrestato non l'ho più visto. Anzi, mi risulta che lui ha avuto un rapporto preso nel carcere, mi sembra, non mi ricordo se è stato a Bicocca o a Brucoli, non mi ricordo, che lui ha preso una denuncia colpendo assieme al Vasquez un poliziotto guardia carceriere. Questo so che lui ha avuto diversi problemi, raccontatemi dal padre, non so altro. Dal padre di Tropea. E questo sul padre Il padre frequentava Piazza Galatea, era uno che cercava di guadagnarsi la giornata, appunto si arrivasse qualche camion rubato, una volta che stava sempre assieme al zio Andrea. Diciamo che... Quando lei parla di zio Andrea, di chi? Campione Andrea. Lei ha detto, rispondendo a Tropea Francesco, aveva parlato di Tropea Giovanni e di altro Tropea. Sì. Ecco, innanzitutto i nomi di questi due Tropea, Giovanni e l'altro? L'altro è Nuccio. Nuccio. Sa se sono inseriti in organizzazioni criminali? Sì, il Tropea compare di Santo Battaglia. Chi? Tropea Giovanni. Gruppo con Alfio Fighiera. Quindi gruppo che opera? Nel bullying, nel rifornimento del bullying che c'è nella rotonda della playa. Il Nuccio come gruppo faceva Carletto Campanella. Sa di specifici reati commessi o dal
Tropea Giovanni o dal Tropea Nuccio o da entrambi? Come Giovanni Tropea mi risulta che lui fu uno dei killer che hanno ammazzato uno dei Giordano al Fortino Vecchio, nella sparatoria che ci fu per uccidere Giordano. Questo da chi l'ha saputo? Questo me l'ha raccontato lui personalmente, mi raccontò un po' la scena e poi lui assieme a Santo Battaglia, quando loro sapevano che io dovevo ammazzare il fratello di questo Giordano assieme a Giovanni Arena, a Giuseppe Pocolana e il resto, loro si erano messi a disposizione se avevamo bisogno di loro, eccetera, perché era anche nel loro interesse, perché allora questi li hanno visti in faccia e il fratello sapeva addirittura già chi Chi aveva visto in faccia? e allora li avevano visti in faccia in piazza quando hanno ucciso Giordano e già sapevano anche chi erano stati ad ammazzare Giordano, quindi il fratello chiedeva vendetta e loro diciamo che il loro interesse era eliminare subito quest'altro fratello.